incontro utile anche per ribadire compattezza sul voto di sfiducia domani al Guardasigilli. Salvini rilancia: vogliamo aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso, nessuno sia dimenticato. Non è possibile che il decreto rilancio annunciato settimana scorsa ancora non sia in Gazzetta Ufficiale e intanto ci sono licenziamenti e casse integrazioni che non arrivano. Sarà un giorno di libertà e orgoglio, afferma Meloni. Vogliamo dire al governo che la pazienza è finita in nome e per conto di milioni di italiani. Come centrodestra vogliamo dare voce al dissenso degli italiani, vogliamo dare voce a un'Italia che non crede più nelle promesse di questo governo. In piazza per una manifestazione composta al fianco dell'Italia, rivendica Berlusconi. Avanzeremo proposte, spiega Tajani, noi vicini a lavoratori e aziende. 3 imprese su 10 ieri non hanno riaperto. Il rischio è che non riaprano più. Ecco perché noi vogliamo dare un segnale positivo al Paese, ascoltando il malessere che c'è. E veniamo